Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Non incolpatemi per quel che farò, ha premeditato l'accoltellamento l'11enne che a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ha ferito un professore, lo aveva annunciato su TikTok. Prende a martellate la moglie, gravissima la donna operata al cranio, a chiamare soccorsi la figlia presente nell'abitazione di Mister Bianco, l'uomo è stato arrestato. Assalti agli sportelli ATM con esplosivi, scoperta la banda dei bancomat a Palermo, 6 arresti. Ho visto la morte in faccia, ancora sotto shock, è una degli alunni che era sullo scuolabus e che si è scontrato con un SUV a Mazzara del Vallo. Ordigni in campo durante la partita Catania-Ascoli, arrestati 2 ultra rossazzurri. Un anno fa la morte di Santo Re, il pasticcere ucciso da un balordo ad Ognina a Sicilia 24, parla la sorella Deborah, ora cucina per gli angeli, stasera fiaccolata in ricordo. Calcio, Catania a caccia del direttore sportivo, tra i nomi accostati al club quello di Fortunato Varrà, attualmente a Napoli, solo dopo la scelta del nuovo allenatore. Aveva premeditato tutto e diffuso sui social il progetto di aggredire un professore. L'11enne fermato a San Vito Lo Capo si ispirava a precedenti episodi avvenuti negli Stati Uniti. Laura Spanò. L'alunno di San Vito Lo Capo, che ieri è arrivato a scuola e ha tentato di colpire con un coltello il suo professore, aveva premeditato tutto. Su TikTok aveva postato, oltre alla maglia con la scritta "Me ne frego", anche un casco integrale con le scritte riferite alle ultime stragi negli Stati Uniti. Lui aveva postato anche la maglia e il messaggio "Non datemi la colpa per quello che farò fra 4 ore". Sul casco si legge Isla Vista, nella contea di Santa Barbara, in California, dove nel maggio 2014 ci fu una strage di ragazzi e riferimento a Elliot Roger, il ragazzo autore della strage. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower e molti like. Per gli inquirenti il ragazzino avrebbe preparato tutto nei minimi particolari. L'11enne frequenta la scuola media. Da una prima ricostruzione di carabinieri, il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni. Durante l'aggressione, che non ha avuto conseguenze gravi grazie alla prontezza degli insegnanti, si sarebbe coperto il volto col casco e avrebbe cominciato a girare un filmato in una diretta per un gruppo Telegram. Sulla vicenda la Procura dei minori di Palermo ha aperto un'indagine. Anche il comune di San Vito Lo Capo sta facendo la sua parte. Io già da ieri ho dato l'incarico all'assistente sociale, quindi all'ufficio servizio sociale di questo comune, per essere presente, per intervenire, per essere da supporto a questa famiglia che ha bisogno delle giuste e necessarie assistenze. L'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano nei prossimi giorni sarà a San Vito Lo Capo, ma intanto sottolinea che serve una riflessione seria sull'uso dei social per i minorenni, che spesso navigano in rete imbattendosi in contenuti pericolosi. E il gesto di questo ragazzino, come avete sentito, è stato anticipato e commentato sui social e poi trasmesso in diretta. Una dimensione, quella di queste piattaforme, che amplifica il disagio esistente. L'analisi del sociologo Davide Bennato. L'utilizzo dei social in questo caso deve essere interpretato come la ricerca di un sostegno dal pubblico anonimo e diffuso dei social. Infatti non credo che sia un caso il fatto che abbia preferito utilizzare la lingua inglese per anticipare e per postare le attività che l'avrebbero reso celebre agli onori della cronaca, e quindi questo è anche un modo per sottolineare il suo disagio giovanile. Non bisogna distinguere questi 2 momenti. Il momento della violenza e l'utilizzo dei social in realtà tecnicamente sarebbero staccati, ma si riuniscono dal punto di vista di questo giovane aggressore, sostanzialmente perché è anche un modo per cercare una propria visibilità e per rinforzare una propria identità all'interno di un contesto di cui effettivamente subiva questa pressione. Quindi se noi volessimo mettere insieme tutti gli elementi per dare un'interpretazione che sia la più sfaccettata possibile, è che non è solo una questione di social, non è solamente di un ragazzo che ha un disagio, ma è il combinato disposto di utilizzo di social e di disagio che sostanzialmente è venuto a manifestarsi in questo atto violento, che deve essere comunque in ogni caso sanzionato.
Prende a martellate la moglie, riducendole in fin di vita. Presente a questa aggressione la figlia, che ha chiamato i soccorsi e che era nell'abitazione di Mister Bianco. Sentiamo i dettagli nel servizio di Adelaide Barbagallo. Sono disperate le condizioni di Alessandra, la donna di 49 anni colpita ripetutamente alla testa con un martello dal marito di 53 anni. La brutale aggressione è avvenuta in una palazzina di Via delle Rose, nel quartiere Belsito, a Mister Bianco. La vittima si trova ora ricoverata al Garibaldi Centro di Catania, in imminente pericolo di vita. La lite furibonda nel cuore della notte, le urla disperate, il pianto dei bambini hanno svegliato i vicini di casa, che hanno allertato subito le forze dell'ordine. Confiniamo allo stesso muro, è mia cugina. Quindi c'è poco da dire, aspettiamo intanto notizie dall'ospedale se si riesce a capire qualcosa. Ma litigavano spesso? No, non lo so, non si erano mai sentiti a questi livelli, quindi non so cosa avevano, qual era scattato il problema. L'allarme è scattato intorno all'1 di notte. La prima a chiedere aiuto una delle figlie della coppia, che ha chiamato il 112. La madre era a terra, priva di sensi e con una profonda ferita alla testa. Al telefono l'operatore della centrale operativa dei Carabinieri ha tenuto la ragazza in linea fino all'arrivo dei soccorsi per guidarla e rassicurarla. I sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena terribile. Trasportata d'urgenza in codice rosso, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Ora si trova in rianimazione con prognosi riservata. Ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale e gravi lesioni a livello cerebrale, segno che è stata colpita con ferocia. Il marito è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mister Bianco, il nucleo radiomobile di Catania e la sezione investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica e per comprendere se ci fossero stati altri episodi di violenza in famiglia. Se non torniamo insieme mi sparo. Con queste parole ha minacciato la ex e le ha chiesto un incontro chiarificatore e poi l'ha seguita e l'ha costretta a salire in macchina. Un amico della donna ha allertato il 112, i militari di Piedimonte Etneo in provincia di Catania hanno arrestato l'uomo. A casa hanno trovato una pistola a salve con cui minacciava di suicidarsi. Assalti agli sportelli ATM con gli esplosivi, scoperta la banda dei bancomat a Palermo, 6 arresti. Marco Bullà. Tra i bancomat fatti esplodere anche quello di un ufficio postale allo Zen, colpi precisi e con l'esplosivo. Dopo mesi di indagini, carabinieri e polizia hanno smantellato la banda dei bancomat, 6 arresti. Il provvedimento riguarda 6 palermitani di 23, 26, 28, 42, 54 e 55 anni che erano specializzati in furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat, colpiti attraverso il pericoloso metodo della marmotta esplosiva, che consiste in una lastra di ferro su cui viene fissato un congegno esplosivo infilato in una delle fenditure degli sportelli ATM. L'esplosivo viene fatto detonare nel bancomat. La banda però è accusata anche di rapine aggravate, furti in abitazione, oltre al traffico di sostanze stupefacenti e al porto illegale di armi da fuoco. Intercettazioni telefoniche, ambientali, l'acquisizione e le analisi dei tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza, oltre ai tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di individuare i 6 palermitani finiti in manette. Ogni componente della banda aveva il suo ruolo. A capo ci sarebbe stato il giovane di 26 anni, promotore e organizzatore dell'associazione. Spettavano a quest'ultimo, che spesso partecipava in prima persona ai sopralluoghi operativi, le decisioni strategiche, la scelta dei bersagli, le tempistiche dei colpi, la spartizione dei proventi e la custodia dei mezzi. E adesso l'incidente tra uno scuolabus e un SUV avvenuto a Mazzara del Vallo, 19 ragazzi feriti, tra cui anche i 5 figli del conducente, che era senza patente e senza assicurazione. Tonino De Mano. A folle velocità in auto, senza patente, senza assicurazione, con a bordo 5 figli e la moglie in gravidanza. Si complica la situazione del 51enne che al volante di un SUV è piombato su uno scuolabus su cui viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello a Mazzara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, 14 dei quali bambini, e il bilancio pesantissimo dello scontro che si è verificato in via Salemi, strada che conduce alla borgata costiera. Secondo i primi accertamenti l'uomo non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, centrando in
in pieno lo scuolabus che si è poi ribaltato. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118, i feriti sono stati trasferiti all'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, dove è scattato il piano d'emergenza. 2 bambini sono stati trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo e nel capoluogo siciliano è stata trasferita per precauzione anche la donna incinta, moglie dell'investitore, ricoverato anche lui e già sottoposto ad alcol test. Ho visto la morte in faccia e la scioccante testimonianza di un'alunna di terza media che ha raccontato le fasi dell'incidente alla madre. Solidarietà è stata espressa dall'assessore regionale all'istruzione Turano, dal sindaco di Mazara del Vallo Quinci e dal ministro Valditara, che sta seguendo gli sviluppi della vicenda. La polizia ha arrestato 2 tifosi che nel corso della partita fra Catania e Ascoli hanno lanciato ordigni esplosivi sul terreno di gioco. Denunciate anche 2 persone. Marco Carli. L'esplosione fragorosa, chiaramente avvertibile, è quella di uno degli ordigni piovuti sul terreno di gioco da alcuni settori del Massimino nelle fasi finali di Catania Ascoli. Che non fossero petardi era evidente e il loro utilizzo ha portato all'arresto di 2 ultra, mentre altre 2 persone sono state denunciate perché trovate nel corso dell'accesso allo stadio in possesso di fumogeni. L'arresto della Polizia di Stato è avvenuto in flagranza differita entro le 48 ore successive all'evento. La Digos indaga per individuare altri responsabili. Tutto comincia quasi al 40° del secondo tempo dopo la rete di Ovisac che spegne definitivamente ogni speranza rossazzurra, scatenando la contestazione, fumogeni ed esplosioni con sospensione della gara per 6 minuti. I 2 arrestati sono giovanissimi, del 2005 e del 2002, e sono accusati di aver lanciato dagli spalti della B 2 pericolosi ordigni. Ad incastrarli le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio fornite dalla polizia scientifica e visionate dalla Digos. Dopo l'individuazione dei 2 è scattata la perquisizione, nel corso della quale nell'abitazione del ragazzo del 2005 è stato rinvenuto un congegno di natura simile a quelli fatti esplodere nello stadio. La pericolosità è stata confermata dal personale del nucleo artificieri, che ha anche rinvenuto al termine dell'incontro, a ridosso della tribuna B, 2 ordigni inesplosi definiti di micidiale portata offensiva, poiché capaci di esplodere in massa. Proprio le esplosioni hanno portato al ricovero di un tifoso della Nord ferito ad una gamba. Per i fatti di mercoledì il giudice sportivo ha comminato al Catania un'ammenda di 4.000 euro. Un anno fa la morte di Santo Re, pasticcere ucciso a Ognina sul lungomare di Catania da un balordo. Il ricordo della sorella Deborah al microfono di Tonino De Mana. Portava la gioia non solo, poi lui era molto creativo in cucina, quindi ogni tanto creava qualcosa e la faceva assaggiare a tutti, e quindi anche questo manca le sue prelibatezze, ecco, mi piace ricordarlo così. Purtroppo oggi dico è la sua cucina per gli angeli e basta. Non si dà pace Deborah, la sorella di Santo Re, accoltellato a morte per futili motivi da John Obama, attualmente recluso nel carcere di Trapani. Ricorre oggi l'anniversario della morte per un inspiegabile gesto commesso da chi in quel luogo non doveva neanche esserci, dal momento che il parcheggiatore abusivo, originario dello Zimbabwe, era senza permesso di soggiorno e con un divieto di espulsione mai eseguito. Infatti io dico questi decreti vengono emessi e devono essere poi eseguiti, perché non ha senso se no emetterli. Ha ricevuto il sostegno in quest'anno, la vicinanza da parte delle istituzioni? Mi spiace dirlo, ma no. Né io né mia cognata e soprattutto la figlia di mio fratello. La vita di Santo Re è stata spezzata da alcuni fendenti inferti da chi probabilmente non si aspettava, visto che la generosità del giovane pasticcere nei confronti del suo aguzzino era conosciuta e riconosciuta da tutti. Un gesto gentile, un sorriso, indumenti e anche cibo erano garantiti da Santo, che per tutta risposta è stato invece ucciso. Resta il dolore di una famiglia, con Deborah che porta con sé l'immagine del suo adorato fratello. È una parte del mio cuore, come era la parte della mia famiglia che purtroppo non c'è più. Stasera alle 20 da Piazza Nettuno partirà una fiaccolata che si concluderà in Piazza Mancini Battaglia ad Ognina. È il modo migliore per ricordare Santo e per sostenere la famiglia ed una bambina che troppo presto ha perso il suo papà. Droga e armi, stretta della polizia in tutta Italia, arresti anche in Sicilia. Marco Gullan. Una vasta operazione ad alto impatto su tutto il territorio nazionale, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. È quella che ha eseguito nelle ultime ore la polizia e che ha interessato anche diverse province siciliane. A Palermo sono state identificate 433 persone, di cui 48 minorenni, 11 le persone arrestate, tra cui un minorenne, definiti in stato di libertà 6 soggetti. Sono stati sequestrati 6 kg e 400 grammi di cocaina, 167 grammi di hashish e 20 grammi
scambi di marijuana. Si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche da parte dei giovani. Abbiamo infatti sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, taser, tirapugni, sfollagente, macete e accette. Anche la squadra mobile della questura di Catania ha preso parte all'operazione. Tra i quartieri coinvolti San Cristoforo, San Giorgio, Barriera, Picanello e San Giovanni Galermo. Nel complesso sono state arrestate 22 persone, di cui 2 minori. Le accuse sono, a vario titolo, relative ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione ovviamente di droga. Tra gli obiettivi anche diverse piazze in cui i pusher operavano sia indoor che all'aperto, colpite con azioni fulminee, arrestando numerosi spacciatori. A Gela 2 arresti per detenzione di stupefacenti, 6 persone identificate per porto d'armi abusivo. In molte regioni d'Italia si registra un miglioramento dei tempi delle liste d'attesa, ma la sanità, per quanto riguarda la sanità, la Sicilia continua a restare indietro. A Ragusa 9 mesi per una visita oncologica. Veronica Barbarino. La sanità italiana mostra segnali incoraggianti sul fronte delle liste d'attesa. I dati dell'Agenas evidenziano una tendenza al miglioramento rispetto al 2025 in molte regioni d'Italia. Ma il quadro non è uniforme. Tra le realtà in controtendenza figurano Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e soprattutto Sicilia. Ed è proprio da Vittoria, nel Ragusano, che arriva una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il problema dei ritardi. Francesca, una paziente oncologica di 46 anni affetta da tumore gastrico, dovrà attendere 9 mesi per un'ecografia addominale con prescrizione urgente. A denunciare il caso è Rete Civica Articolo 32 attraverso il suo presidente Rosario Gugliotta. Secondo quanto riferito, la paziente si sarebbe rivolta al CUP ottenendo come prima disponibilità una data lontana 9 mesi presso una struttura convenzionata di Ragusa. Una tempistica giudicata incompatibile con le esigenze cliniche di un percorso oncologico. Di fronte alla protesta, alla donna sarebbe stato suggerito di contattare direttamente la struttura sanitaria convenzionata. Quest'ultima, secondo la denuncia, avrebbe comunicato che le prestazioni per pazienti con diagnosi di tumore non sarebbero più erogate per disposizioni aziendali. Il caso riaccende così il dibattito sull'effettiva equità del sistema sanitario italiano. Mentre gran parte del paese migliora le proprie performance, infatti, la Sicilia resta a guardare. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare ancora una volta dell'emergenza idrica ad Agrigento. Ad Agrigento ancora rubinetti a secco in diversi comuni della provincia, oggi sit-in di protesta. Davide Sardo. Dalla sit-in di Piazza Cavour arriva un segnale forte. Ad Agrigento e nei diversi comuni della provincia l'emergenza acqua non si ferma. Al centro della protesta il braccio di ferro tra l'AICA e gli autobottisti sulle nuove regole del servizio sostitutivo. Questa mattina siamo qua per dire a tutta la città: o tutti con l'acqua o nessuno. In piazza anche commercianti e ristoratori colpiti in piena stagione di lavoro. Noi qua abbiamo attività economiche di B&B, attività turistiche. Se noi rompiamo con l'indotto economico, facciamo un danno enorme. Lei arriva dal nord e partecipa a questa protesta? Sì, partecipo perché penso che sia un fatto di civiltà. L'acqua pubblica è un bene di prima necessità, quindi non ci dovrebbero essere discussioni o disfunzioni in questo genere. La protesta ha coinvolto anche semplici cittadini esasperati da una situazione che si ripete da mesi. Io non lo so come faccio senza acqua a lavare il mio bambino che porta ancora pannolino e è disabile. Dal giorno 9 noi non riceviamo più acqua. E come fa? Come faccio? Vado al Bonamorone, come dicono qua, Bonamorume, e vado a prendere l'acqua lì con i bidoni. Ad Aragona si vive la crisi idrica perenne, secondo me è una crisi alla fine voluta di un sistema sbagliato che va sicuramente rivisto. Serve una soluzione immediata perché l'emergenza idrica continua a pesare sulla quotidianità di famiglie e attività economiche. Da lì incontra Dante, la Divina Commedia si trasforma in un viaggio visionario tra arte e psiche. A Vittoria, nel Ragusano, il percorso immersivo in un ex carcere. Veronica Barbarino.
verso poetico e teologico di Dante e quello onirico e perturbante di Dalì superano i confini temporali e linguistici per tradursi in un'esperienza immersiva. A Vittoria, nel Ragusano, Dalì incontra Dante. In mostra 100 tavole realizzate da Dalì che raccontano quasi fedelmente i 100 canti della Divina Commedia. Inferno, purgatorio e paradiso diventano paesaggi interiori, specchio delle inquietudini contemporanee. Quello che vediamo in questa mostra è autoprodotto direttamente dal nostro artista, che nasce con la tecnica dell'acquerello per poi trasformarsi in xilografia. Queste opere fanno parte di un corpus contenente 2500 esemplari. Le celle dell'ex carcere del Castello Colonna e Rigaz amplificano la suggestione. La memoria del luogo, infatti, si intreccia con il percorso, rendendo la visita un'esperienza tra ombra e luce. Siamo riusciti, grazie allo spazio che ci ospita, a far rivivere al visitatore non solo l'atmosfera della Divina Commedia, ma anche il luogo di penitenza in cui a metà dell'Ottocento i prigionieri venivano appunto portati nelle celle del castello. Grazie appunto alla disposizione delle stanze siamo riusciti a creare un allestimento che permetta di avere l'inferno all'interno delle celle, per poi arrivare al salone che ospita il purgatorio e infine al paradiso. Un percorso che affascina e disorienta, che interroga e arricchisce, restituendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le grandi domande dell'esistenza e con la potenza dell'immaginazione. La mostra sarà visitabile fino al 5 luglio. E come ogni fine settimana torna il punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che oggi si occuperà della storia di Rosanna Natoli, costretta alle dimissioni dal CSM alla vigilia di un voto importante per la giustizia a Catania e in Sicilia, come sentiremo direttamente dalle sue parole. E si parlerà anche di cosa è cambiato a 2 mesi dal voto del referendum. Ospiti il nuovo presidente della Camera Penale di Catania, Tommaso Tamburino, l'attuale consigliere del CSM, Felice Giuffre, insieme agli avvocati Eleonora Baratta, Pierpaolo Montanto e al senatore Salvo Sallemi. Appuntamento alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo dopo con la pagina sportiva e con il Catania a caccia di direttore sportivo e allenatore. Siamo al calcio, il Catania guarda al futuro e cerca un nuovo direttore sportivo. Tra i nomi accostati al club rossazzurro quello di Varrà, attualmente al Napoli, solo dopo la scelta dell'allenatore. Marco Carli. La stagione è appena finita con una cocente eliminazione con la scia di polemiche. Il Catania, condannato all'ennesimo anno di C, deve gioco forza guardare al futuro e provare a programmare. E se a livello dirigenziale sembra che ad uscire sarà Zarbano, per la direzione sportiva dopo la presenza allo stadio di mercoledì il nome in pole position è quello di Fortunato Varrà. Varrà è al momento un collaboratore di Manna al Napoli e per arrivare a Catania dovrà ovviamente risolvere il contratto che lo vede responsabile dell'area prestiti della società partenopea. L'ipotesi che trapela è quella di un biennale in rosso-azzurro. Esperienze per lui a Benevento, Potenza e Pontedera. Chi lo conosce lo definisce come molto bravo nell'individuare calciatori giovani e capaci di farsi rispettare negli spogliatoi. Fu lui a portare De Giorgio a Potenza con l'avvento del presidente Macchia. Ecco perché il nome dell'allenatore che ha guidato i lucani diventa conseguenziale. De Giorgio ha 1 anno di contratto con il Potenza, deve incontrare la dirigenza, ma è difficile pensare che possa restare, visto che dopo i quarti dei play-off, per fare meglio, la squadra lucana dovrebbe impostare una stagione a vincere. Le piazze invece dove De Giorgio è gradito sono moltissime: Casertana, Foggia, se viene ripescato, Campobasso, ma anche 2 squadre che avranno le stesse ambizioni rossazzurre, il Bari, che sembrerebbe averlo sondato, o la Salernitana, dove come DS potrebbe arrivare Pasquale Foggia, altro estimatore di De Giorgio, e vicino a Varrà ai tempi del Benevento. Come spesso avviene, i destini di allenatori e direttori sportivi sono incrociati. Tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.